Si è aperta questa sera al Teatro Pirandello la stagione teatrale con Quartet di Ronald Harewood con interpreti Giuseppe Pammieri, Paola Quattrini, Cocchi Ponzoni e con Erika Blanc. È un cast di eccellenti professionisti incarnati in pittoreschi ospiti di una casa di riposo per musicisti vecchi, pur nella malinconia della decadenza fisica e della solitudine, ma se la spassano come se la vita ancora appartenesse loro. Oggi si apre la stagione teatrale al Pirandello di Agrigento e abbiamo Giuseppe Pammieri che tra l'altro scopriamo avere origini agrigentine. Sì. Vicino a Agrigento, Ravanusa, e mio nonno era di Ravanusa. Mio nonno poi è venuto su nella prima immigrazione interna italiana, negli primi anni del Novecento, con 9 fratelli. Hanno lasciato la Solfara e sono venuti su. Questa sera Giuseppe Pammieri chi è? Io sono Rudy De Luca ed è un cantante, siamo tutti cantanti lirici, un tenore che cantava Rigoletto, insomma, e siamo in questa casa e piomba in questa casa oltre a Ceci Fontana che è Paola Quattrini e a Cocchi Ponzoni che fa baritono. Piomba in questa casa una signora che è mia moglie, si scopre essere stata mia moglie, è stato un matrimonio che è durato pochissimo. E naturalmente questa cosa innesta tutta una serie di rapporti, di rimpianti, ripicche, piccole litigate, eccetera, e lei non vuol cantare il quartetto di Rigoletto, che siamo invitati a cantarlo per l'anniversario del compleanno di Giuseppe Verdi. Non vuol cantare, non sappiamo perché, poi alla fine verrà spiegato perché e comunque riusciranno poi con uno stratagemma a cantarlo e quindi non ve lo racconto lo stratagemma che vedrete. Se c'è qualcosa che può insegnare Quartet, cos'è? Quartet è la voglia di vivere anche con gli acciacchi, anche con l'età avanzata. C'è sempre una speranza di vita ed è importante credere in qualcosa perché sennò non riesce ad andare avanti. E questa sera si riscopre una terza età diversa con Quartet. Beh, è diversa, ogni personaggio ha il suo carattere naturalmente. Io sono la più allegra nonostante la mia età e anche comica a mia volta perché sono malata, ma ho perciò delle dimenticanze, ho dei momenti di assenza e questo mi rende più forse divertenti agli occhi degli altri e sono in questo pensionato e sono però felice di vivere e di esserci e perché ho una grande passione, quella del canto, perché sono stata una grande cantante e me lo porto nel cuore, perciò bisogna sempre avere una grande voglia di vivere, di esistere e coltivare una passione, questo rende giovani. Quanto c'è di comico, quanto c'è di drammatico questa sera da recitare? Entrambi le cose si mescolano insieme e questa è la cosa che io preferisco perché nella vita è così.